Stiamo parlando di Michele Antonutti, intervistato questo pomeriggio da Luciana Idelfouso. Sentiamo. Dall'inizio del campionato, l'infortunio, adesso sembra che stai migliorando sempre di più e anche domenica contro Scafati, insomma, hai fatto il tuo. Come stanno andando le cose? Ma è stata una stagione particolare. Non direi che è proprio stata negativa perché avendo avuto l'infortunio sono cose che capitano. Non avevo mai avuto un infortunio così serio che mi ha tenuto fuori 2 mesi e mezzo, quindi credo che mi abbia permesso anche di crescere magari dal punto di vista mentale, perché non avendo mai avuto problemi di questo genere, quindi sono contento di essere uscito da questa situazione, però adesso sono contento e quindi credo che la stagione potrà andare bene e sicuramente dovrà andare bene. Senti, ieri hai festeggiato 22 anni, giochi in Serie A, però cosa manca ancora a Antonutti per essere un giocatore veramente di livello? Ma credo che mi manchi la costanza fisica, perché ho delle settimane molto alternate, cioè sto bene, poi magari mi si riacutizza qualche problema e poi sicuramente la convinzione nei miei mezzi che ogni tanto manca, quindi devo sicuramente anche dal punto di vista psicologico fiducia. Nonostante la sconfitta di domenica, siete ancora eventualmente in gara per cosa ne dici? Cosa ne pensa lo spogliatoio? Ci volete provare? Beh, chiaro, se non ci proviamo sarebbe come buttare via tutto il lavoro fatto di 8 mesi. Io credo che i playoff siano ancora un obiettivo primario perché siamo lì, siamo 2 punti sotto, quindi mollare adesso sarebbe proprio da stupidi. Domenica c'è un avversario importante, friulano, Pozzecco. Come vivi eventualmente questo giocatore in campo? Se per te magari è anche un mito, vista l'età, oppure insomma, se lo affronterai a testa alta? Beh, per me è un mito perché è riuscito a dare un'immagine importante alla pallacanestro e non lo affronterò direttamente perché siamo 2 ruoli diversi, però sarà sicuramente un motivo magari per confrontarmi. In campo oggi a Tavagnacco l'Italia Under 19 femminile di calcio, dove ha giocato in amichevole con la Svizzera, vincendo per 3-2 alla fine di una emozionante partita.